Stamane la seduta straordinaria del Consiglio regionale sulla Marmolada. Difendiamo i confini del Veneto, ribadisce Luca Zaia, il PD diserta per polemica. Un carabiniere agli arresti domiciliari, un collega indagato, decine di vittime per il militare arrestato dai suoi stessi colleghi a Castelfranco per il pizzo ai danni di commercianti cinesi. Un furgone investe un ciclista dopo una lite per un sorpasso a Vittorio Veneto, l'autista si difende, sono stato aggredito, il 60enne denunciato. Avvia stamani i lavori di abbattimento dell'ex Monteverdi di Marghera, diventato negli anni covo di tossicodipendenti e spacciatori. Rubano in casa un'anziana di Este, ma l'80enne riesce a prendere il numero di targa delle ladre in fuga e a farle arrestare. Un gruppo di giovani toglie dai bastioni di Verona le corone deposte in memoria della divisione Acqui massacrata a Cefalone nel 1943, sdegno della città. Il viaggio della memoria tra gli oggetti della Grande Guerra, vi mostriamo la penna con la quale Ermete Gaeta scrisse lo storico inno del Piave. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Allora subito saliamo sulla Marmolada perché oggi è il giorno della seduta straordinaria del Consiglio regionale proprio ad alta quota sulla Marmolada. Per parlare della Marmolada e il dibattito, il braccio di ferro in corso sui confini del ghiacciaio della Marmolada tra Veneto e Trentino, una seduta peraltro molto discussa in questi giorni. Abbiamo sul posto il nostro Lucio Zanato che già vedo. Allora Lucio, subito ti cedo la linea. Buongiorno dalla Marmolada, uno splendido scenario, una bellissima giornata di sole per il Consiglio regionale straordinario che sta svolgendo in questi istanti. Siamo nel comune di Roccapietore, siamo nella parte bellunese della Marmolada, questa parte che il demanio, lo Stato, vuole assegnare invece al Trentino e al comune di Canazei. Proprio per questo c'è questo Consiglio regionale straordinario per ribadire che questa fetta di Marmolada conquistata dagli italiani e poi consegnata al Veneto proprio con la fine della Grande Guerra, ma ancora prima stabilita in un accordo tra la Serenissima e il Vescovado di Trento, proprio con questo tipo di confini, rimangano così. E proprio per questo sentiamo cosa ci ha detto poco prima di iniziare il Consiglio regionale il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Un Consiglio regionale davvero particolare qui in Alta Montagna oggi. Beh sì, qua c'è tutto il Consiglio regionale, la volontà appunto di portare avanti questa sfida e di pensare che i confini siano certi. Per noi sono quelli che già c'erano nel 1778, poi riconfermati con l'accordo del 2002, con un accordo fra l'altro secondo me molto chiaro, e soprattutto per dire oggi che non c'è solo una questione di confini ma anche di identità. Pensare che la Marmolada passi ad altre mani significa, è come se dicessimo che a Roma il Colosseo non è più dei romani, di qualcun altro. Consiglio regionale in corso, dicevamo, assenti le opposizioni, o meglio, per meglio dire il Partito Democratico, mentre presente il Movimento 5 Stelle che però voterà contro alla mozione appunto che dà mandato alla Giunta regionale di proseguire la battaglia proprio perché questa fetta della Marmolada rimanga al Veneto. Dietro naturalmente ci sono ovviamente degli interessi turistico-economici, se questa fetta rimarrà nella parte trentina è facile che venga realizzata tutta un'altra serie di funivie e di conseguenza ci dicevano gli imprenditori della zona, qui andremo naturalmente a morire. Quindi dietro alla bellezza di queste vette c'è anche, diciamo così, un progetto economico e politico che il Veneto vuole difendere. Il resto ve lo racconteremo questa sera con le interviste e le immagini al termine del Consiglio regionale. E dalla Marmolada, da 3.000 metri di quota, per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato, se ci sono aggiornamenti ovviamente ci ricollegheremo con te da Roccapietore. Adesso la cronaca da Treviso, il caso, l'inchiesta dei carabinieri di Castelfranco proprio su loro stesso collega insieme a un altro collega, il primo arrestato e il secondo indagato, l'accusa pesantissima dell'aver chiesto il pizzo vero e proprio a dei commercianti cinesi. Sarebbero almeno una ventina gli episodi di presunte richieste di denaro da parte di un carabiniere nei confronti di commercianti cinesi della Castellana, soldi per chiudere un occhio di fronte a irregolarità.
Le indagini del Comando Provinciale di Treviso hanno portato sabato all'arresto di un militare, ora ai domiciliari, mentre un altro collega risulta indagato secondo il provvedimento del GIP che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Davide Romanelli. L'accusa nei loro confronti è concussione. Secondo quanto ricostruito, il carabiniere avrebbe chiesto a commercianti e imprenditori cinesi fino a 800 euro per evitare sanzioni amministrative o sanitarie durante i controlli effettuati dai militari in esercizi commerciali. Ma stando alle indagini, nel mirino ci sarebbe anche qualche multa per infrazioni al codice della strada, sempre nei confronti di automobilisti cinesi. Sempre dalla Marca, la cronaca, un sorpasso, una lite e un furgone che investe un ciclista. Un sorpasso azzardato, la lite con i ciclisti, poi le minacce. È accaduto lungo via Roma, Vittorio Veneto. È domenica mattina, giornata di sole. Ad un certo punto un gruppetto di appassionati delle due ruote viene superato da un furgone. Probabilmente da qua il diverbio, poi degenerato in una lite. A quel punto il guidatore del furgone, secondo la versione del gruppo, è sceso dal mezzo ed ha estratto un coltello minacciando i ciclisti. Le due ruote hanno deciso di tirare dritto ed evitare ulteriori discussioni, ma il 60enne autista, non contento dopo essere risalito, li ha inseguiti ed ha urtato uno di loro facendolo cadere a terra. Immediata la chiamata al SUAM 118 e ai carabinieri. L'uomo è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio e minacce aggravate. Il ciclista non è grave, ma il 60enne ai carabinieri ha raccontato tutta un'altra versione. Si è difeso dicendo di essere stato aggredito per primo dal gruppo, tanto da dover lui stesso ricorrere alle cure dei medici in ospedale, una dinamica che dovranno ricostruire ora i militari dell'Arma. A Marghera ora per parlare dei lavori di abbattimento di uno degli edifici di maggior degrado della zona, diventato negli anni covo di tossicodipendenti e di spacciatori. Parliamo dell'ex Monteverdi di Marghera. A seguire le fasi dell'abbattimento, cioè per noi a Marghera, Tommaso Stoppa. Tommaso, ci colleghiamo con te. Sì, buongiorno da Marghera, dove le ruspe sono al lavoro in questo momento per abbattere molto velocemente l'edificio dell'ex scuola Monteverdi in via Ulloa, edificio che si trova proprio a cavallo tra Marghera e Mestre, allo sbocco dei sottopassi ferroviari, e che era ormai famigerato perché il ricettacolo di spaccio e altri fenomeni di degrado. Alle 10 di questa mattina quindi il sindaco Brugnaro ha dato il via personalmente ai lavori di abbattimento, accompagnato dal questore Vito Gagliardi e dal prefetto Vittorio Zappalorto. Il questore, tra l'altro, ha spiegato quello che sarà il futuro di quest'area, perché, come avevamo già annunciato, qui dovrebbe sorgere una sede molto importante della questura, forse la principale sede della questura in terraferma, dove saranno radunati tutti gli uffici e gli sportelli di apertura al pubblico e anche la sede del reparto volanti. Quindi un progetto piuttosto ambizioso, ma i tempi non dovrebbero essere particolarmente lunghi, perché questa mattina il questore ha annunciato che entro la fine di questo 2018 ci dovrebbe essere già la convenzione, una convenzione piuttosto complessa che riguarda, oltre al Comune e la Questura, il Ministero dell'Interno e naturalmente la Prefettura. Nel frattempo però non si è voluto concedere nessuno spazio al degrado, e proprio per questo in maniera piuttosto rapida l'amministrazione comunale ha deciso per questo abbattimento che è proprio in questi minuti in atto. Ulteriori informazioni su questa vicenda nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. Adesso un altro collegamento, stavolta da Bibbione, con Tiziana Bolognani, per tornare a parlare ricorderete la vicenda dello stupro di una ragazzina a Bibbione, con il sospetto di un'azione da parte di un coetaneo connazionale. Allora ci sono novità, ce le dice Tiziana Bolognani al telefono. Buongiorno da Venezia. Anche gli investigatori tedeschi indagano per acquisire dettagli investigativi sullo stupro in spiaggia a Bibbione dello scorso agosto,
Come si ricorderà, fu una 17enne a denunciare di essere stata violentata dopo una serata trascorsa in discoteca. Il principale sospettato è stato individuato sin da subito dai carabinieri. In Germania sarebbe un connazionale della ragazza. La polizia tedesca in questi giorni ha sentito la 17enne e l'amica con la quale si trovava in vacanza a Bibbione. Secondo quanto riferisce il Gazzettino, il fascicolo del PM Andrea De Messiere è aperto contro ignoti poiché non si è ancora sono potuti comparare i campioni biologici isolati in ospedale sul corpo e sui vestiti della ragazza dopo la visita medica che purtroppo ha confermato la violenza. Il sospettato negherebbe ogni responsabilità, avrebbe confermato di aver avuto un rapporto sessuale consenziente, ma il quadro delle indagini è tanto delicato quanto complicato. La minore quella sera avrebbe bevuto in maniera smodata al punto da non ricordare lo stupro realizzato solo al suo risveglio dal particolare dei vestiti strappati. Prima della violenza la 17enne avrebbe avuto un altro rapporto sessuale, questo sì consenziente, con un dipendente di un locale della zona. È tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani. Adesso a Castelgomberto, provincia di Vicenza, per una persona che è rimasta ferita per un principio di incendio avvenuto nella cucina della sua abitazione. I vigili del fuoco di Arzignano con 2 mezzi hanno messo in sicurezza la cucina, il cui principio di incendio è stato causato dall'olio bollente. Nelle prime fasi uno dei 2 affittuari è rimasto appunto ustionato dal ricorso alle cure del pronto soccorso. A Este invece, per parlare di sicurezza e di un raid, come ce ne sono tanti purtroppo nelle abitazioni di un anziano, stavolta però le ladre trovano una nonnina intraprendente che non si fa prendere dal panico e riesce a segnare il numero di targa delle ladre in fuga e a farle arrestare. Incastrate dalla prontezza di riflessi di una 80enne di Este, i carabinieri hanno denunciato una 30enne ed una 48enne residenti nel Veronese per furto aggravato in concorso. Le 2 avevano avvicinato la donna a luglio nel terreno vicino a casa sua con la scusa di chiederle informazioni. Approfittando della distrazione della proprietaria, una delle 2 era riuscita ad entrare in casa e mettere a segno un furto quantificato in 200 euro. La prontezza della vittima nel rilevare il numero di targa si è rivelata determinante per riuscire a rintracciarle. A Tarzo, in un ristorante, sabato sera ben 30 intossicati dopo una cena dove erano stati serviti dei funghi. Erano 55 commensali in quel momento e 30 di questi hanno cominciato a sentire sintomi di malessere, nausea, vomito, in alcuni casi spasmi. Fortunatamente è stato allertato il personale medico, sul posto è arrivato il 118, 2 persone trasferite subito in pronto soccorso, gli altri divisi tra l'ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto. Sono in corso indagini per capire le cause dell'intossicazione dei funghi serviti nel ristorante. Adesso parliamo di gestione dei migranti, o meglio di quanto ci ha detto ai nostri microfoni la settimana scorsa il prefetto di Treviso, con l'ipotesi anche di una chiusura dei centri di accoglienza nel Trevigiano, ovvero la caserma Serena tra Casere Treviso e l'ex caserma Zanusso Oderzo, visto il calo considerevole e progressivo degli arrivi e dei migranti dunque all'interno delle 2 strutture. Soddisfatti i sindaci di Treviso e di Oderzo, ma proprio il primo cittadino di Oderzo avverte il problema di coloro che invece ottengono lo status ma non sanno dove andare resta forte. Massima fiducia e massimo ringraziamento a Salvini, che intanto ha ridotto gli ingressi e quindi permette di fare di questi discorsi. Parte da qui la risposta del sindaco di Oderzo Maria Scardellato alle dichiarazioni del prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, che ai nostri microfoni, prendendo atto della riduzione del numero di migranti sbarcati sulle coste e quindi inviati nei diversi territori italiani, ha prospettato la progressiva chiusura dei centri di accoglienza, aggiungendo che tra l'ex caserma Zanusso di Oderzo e l'ex Serena ai confini tra Treviso ed Osson, la prima struttura a essere chiusa sarebbe proprio quella di Oderzo. Non è una gara tra noi e Treviso, sarà una valutazione di opportunità obiettiva in relazione sia alle condizioni delle 2 caserme sia anche in condizione rapporto tra il numero dei richiedenti asilo e il numero degli abitanti. Non dobbiamo essere in concorrenza Oderzo e Treviso, anzi siamo dalla stessa parte e quindi l'obiettivo è comunque di chiuderle entrambe. Sentire un prefetto che parla di chiusura dei centri di accoglienza è una notizia positiva,
mi va bene che cominci da Oderzo, la inviterò già nei prossimi giorni a visionare anche tutti quei centri di accoglienza che ci sono nel nostro territorio comunale e che non sono la caserma Serena, perché ci sono tutta una serie di criticità legate a degli altri hub un po' più piccoli che stanno creando diversi problemi nel territorio e richiedono sicuramente l'intervento anche del prefetto. Il sindaco di Oderzo tuttavia torna a mettere in guardia rispetto al fatto che la chiusura di questi grossi centri, dice, non basterà a risolvere la questione migranti, che anzi esploderà in tutta la sua gravità. Il problema da affrontare adesso comunque è come gestire coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato e che quindi rimarranno nel territorio e dovranno farlo con un'abitazione, con un lavoro. E adesso lo sdegno di Verona per lo sfregio davvero alla memoria dei caduti, quando un gruppo di giovani non ancora identificato ha asportato dai bastioni di Verona le corone che erano state deposte come ogni anno in memoria della divisione Acqui, massacrata dopo l'8 settembre dai tedeschi a Cefalonia. I giovani, secondo la polizia locale, hanno agito a volto scoperto e incuranti della presenza delle telecamere di sorveglianza. Questo è un frame del video che ha immortalato uno di loro. Si sarebbero resi identificabili. Secondo i vigili il gesto sarebbe una sorta di rappresaglia dopo che nei giorni scorsi erano stati arrestati 3 presunti spacciatori di droga. Sdegno unanime da parte di tutte le forze politiche, ovviamente, per questo gesto che è un vero e proprio sfregio alla memoria dei caduti di Cefalonia. E adesso il mercato del lavoro, con un focus particolare su Treviso, il secondo trimestre tra luce e ombra secondo l'analisi della CISL. Mercato del lavoro fra luce ed ombre. Il dato positivo è che l'occupazione nei mesi di aprile e maggio ha raggiunto i livelli pre-crisi, con un record di 5.755 unità rispetto al 2008. Gli oltre 30.000 posti di lavoro persi durante la crisi sono stati recuperati, ma a giugno la situazione viene ribaltata e si registra un calo drastico, preoccupante. È un dato per noi nuovo che ha bisogno di una riflessione ben profonda, perché perdere 3.500 addetti in un mese, 4.500 in un mese, è veramente difficile da decifrare. Una frenata solo in parte riconducibile alla scadenza dei contratti a termine degli insegnanti. Il settore dell'istruzione chiude con un saldo negativo di meno 3.445 a causa della fine dell'anno scolastico. L'industria cresce, ma lo fa lentamente. Bene invece il settore metalmeccanico, l'industria della chimica e plastica e le industrie alimentari. Ottima la ripresa anche per uno dei settori che più era stato penalizzato, quello delle costruzioni, che chiude con un saldo di più 430. Boom anche per le attività immobiliari, che passano da un più 15 a un più 265. Aspetti positivi anche sul fronte delle forme contrattuali. Abbiamo visto che il trend dell'occupazione sta crescendo, abbiamo visto la frenata dei contratti atipici e pertanto auguriamo che la definizione delle regole dei rapporti di lavoro vada a far sì che le imprese recuperino velocemente. Rimane invece il problema lavoro per gli ultra trentenni e soprattutto cinquantenni. Il post-crisi ha lasciato per strada, seguito anche dalla riforma Fornero, ha lasciato per strada, sta lasciando per strada delle persone che non ce la fanno a riqualificarsi e non ce la fanno ad agganciare la pensione, e pertanto questo sta diventando un problema che, se non affrontato subito, ricadrà ovviamente sulle casse comunali. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi ancora cronaca dal Veneto. In diretta la prima edizione dei nostri telegiornali per parlare della Domenica Ecologica di ieri a Padova, domenica senza traffico, tante iniziative, ma non sono mancate le multe agli automobilisti. Sono diverse decine gli automobilisti padovani multati domenica in occasione della Domenica Ecologica. La settimana europea della mobilità ha visto la partecipazione di centinaia di persone alle iniziative che hanno coinvolto in particolare Piazza delle Erbe e Piazza dei Frutti. Traffico privato era stato interdetto all'interno delle mura cinquecentesche dalle 10 alle 18. All'interno dell'area di blocco del traffico i veicoli controllati dalla polizia locale sono stati 357, dei quali 61 privi di autorizzazione e quindi multati. Pattuglie erano state dislocate anche in Corso Milano, Ponte Corvo, Barriera Saracinesca per informare sulle modalità del blocco e sulle opportunità di parcheggio per arrivare in zona centrale. Allora,
Adesso siamo in grado di ricollegarci con Rocca Pietore per il consiglio straordinario sulla Marmolada. Il nostro Lucio Zanato ci ha fatto una presentazione di quanto stava accadendo all'inizio del nostro telegiornale, abbiamo sentito anche le parole del governatore Luca Zaia, che ha parlato di una sfida importante per i confini storici del Veneto. Ci ricolleghiamo, allora vedo Lucio Zanato per sapere se ci sono aggiornamenti da Rocca Pietore e da quello splendido scenario. Lucio. Sì, grazie Nicola, buongiorno di nuovo ai telespettatori di Antena 3, mi trovo a 3.000 metri di quota, ci sono meno 2 gradi, un sole stupendo, una giornata meravigliosa, giù sta ancora proseguendo il Consiglio regionale del Veneto, che se volete potete anche vedere in streaming attraverso il sito della Regione del Veneto, e ha appena finito di parlare il Presidente della Regione, Luca Zaia. Ho preso la linea perché è importante il passaggio che lui ha fatto a un certo punto dicendo: noi non siamo qui per fare la guerra, siamo qui per cercare di trovare un dialogo anche con il Trentino, però se qui si parla di soldi, e in questo caso si parla di soldi, si parla di economia, perché il Trentino qui vuole piantare una nuova funivia, è ovvio che questo non ci può aiutare. E io sto cercando di, sto aspettando, perché dovrebbe proprio arrivare, sono riuscito a strappare dal Consiglio regionale del Veneto in questo momento l'assessore Caner. Sono in diretta, prego Assessore, ecco, venga qua, facciamo un'inquadratura, eccoci qua. Allora l'assessore, grazie, intanto proprio in diretta l'abbiamo strappata. Certo. Il Presidente ha detto a un certo punto: noi non siamo qui per fare la guerra, però se si tratta di soldi noi da qui non ci schiodiamo. Ma assolutamente sì, questa non è soltanto una questione identitaria, anche perché stiamo parlando di 50-70 metri di roccia. La verità è un'altra, è che questo ghiacciaio non interessava a nessuno 50 anni o 60 anni fa. Da quando è scoppiato la questione turistica, e quindi il tema degli impianti a sci, è diventata importantissima. Quindi qual è la novità? È che il comune di Canasei vuole mettere un impianto in cima alla Marmolada, vuole partire dal Sedaia e arrivare in cima e fare concorrenza all'impianto che invece parte dal Veneto. E quindi è questa una delle motivazioni principali. Quindi noi non possiamo vedere prima di tutto il rischio che le Dolomiti, e in particolare la Marmolada, perda il riconoscimento dell'UNESCO, perché la Fondazione ha detto chiaramente che non è possibile fare nuovi impianti nelle zone riconosciute dall'UNESCO, quindi quelli che ci sono si possono tenere, nuovi impianti non si possono fare, altrimenti si perde il riconoscimento. Prima questione. Seconda, noi rischiamo di vedere tagliato tutta un'area importante della nostra bellunese. L'avevo sentito stamattina, esatto. Prendendo il caffè ci dicono: se fanno la funivia dall'altra parte noi siamo morti. Esatto, quindi si taglia fuori Malgacciapella, quindi è un interesse non solo identitario ma anche economico. Ecco, con questo consiglio che cosa si fa? Diciamo ai telespettatori, perché sta per finire il consiglio, qual è il mandato? Beh, il mandato è di dare pieni poteri alla Giunta per ricorrere in tutte le sedi nei confronti della deliberazione del comune di Canasei. E tra l'altro c'è già un ricorso, che è quello al TAR, che è stato fatto prima che ci fossero il movimento dello Stato, quindi c'è una confusione totale, come ha detto il Presidente, ufficio a complicazioni semplici. L'Agenzia del Territorio ha tirato fuori una nuova linea che si è inventata di confine, che guarda caso va a favore del Trentino. Ecco, noi su questa sentenza l'abbiamo impugnata. Nicola, sei domande da studio? Una velocissima domanda, ma ti chiedo di fargli rispondere veramente in 30 secondi. Come è stato commentato, se è stata commentata l'assenza del Partito Democratico? Come è stata commentata l'assenza del partito? Beh, ovviamente a noi ci dispiace, perché il Partito Democratico ha dei componenti eletti in Veneto, con i voti del Veneto, e dovrebbe fare gli interessi del Veneto, indipendentemente dal fatto che sia un altro colore politico. Qui oggi c'erano tutti tranne loro, e questo penso che sia la loro sconfitta. Nicola, altre domande? No, grazie allora del collegamento, grazie anche a Federico Caner, che è stato così gentile da farsi trascinare fuori da Lucio Zanato. Ovviamente tutto questa sera le interviste e i servizi su questo Consiglio regionale straordinario. Adesso, per parlare, visto che abbiamo visto dei luoghi importanti anche storici, per tornare a parlare del nostro viaggio a tappe sulla memoria della Grande Guerra, è un oggetto davvero, davvero speciale che vi mostriamo. Signor Bruno, che cos'è questa penna, perché è importante? Questa penna è l'ultima penna che ha usato il poeta Ea Mario. Il poeta Ea Mario è quello che ha scritto l'inno del Piave. Il
Chissà quante volte questa stilografica ha fermato su carta i versi dell'inno simbolo della Grande Guerra. Una canzone nata quando Ermete Gaeta, postino da Napoli, si trovava a distanza a Mestre. Era un ragazzo del 99 e era sempre qui assieme al sodalizio nazionale dei ragazzi del 99, che si è costituito a Nervesa della Battaglia con atto notarile e aveva sede in Santa Croce del Montello, perché Santa Croce del Montello è nata nel 1899. Ecco perché questo è il paese dei ragazzi del 99, la gioventù che diede il coraggio di resistere sul Piave dopo i giorni bui di Caporetto. Soldati che qui portarono le loro storie, diventate un museo, oggi custodito da tutta la comunità. Noi del paese, con il materiale che hanno lasciato, abbiamo messo su il museo. È stato aperto per un poco, poi i giovani non ci hanno più seguito e l'abbiamo chiuso. Adesso, nella ricorrenza di 100 anni della Grande Guerra, l'abbiamo riaperto. Ecco perché questa storia è legata alla stilografica del Piave, che è solo uno dei tanti oggetti di cui la comunità di Santa Croce va fiera. Tante le foto che raccontano come qui il ricordo di chi ha combattuto ed è morto non sia mai venuto meno. E tra chi ha sempre sostenuto queste opere c'è l'autore dell'inno del Piave. Ha fatto un sacco di cose assieme al sodalizio nazionale, partendo dalla croce Pax Mundi messa sul campanile che ogni sera si illumina a ricordo di tutti i morti in guerra senza croce. Il carillon che suona l'inno del Piave 3 volte al giorno, alle 10 del mattino, al mezzogiorno e alle 3 del pomeriggio. Una canzone che il 18enne soldato Gaeta scrisse di getto e che continuò a cantare col cuore, come si sente nella sua registrazione originale. Noi sei il Piave, noi sarei avanti, mai più il nemico faccia un passo avanti, e si vide il Piave di gonfiare le sponde, e come i fanti combatteva le onde, rosso del sangue del nemico altero, il Piave comandò, indietro va straniero. Un inno che ebbe così tanto effetto sulle nostre truppe che lo stesso Diaz lo paragonò con la stessa forza d'urto di un'intera divisione. Note che dall'8 settembre del 43 fino al 12 ottobre del 46 divennero anche l'inno nazionale di un'Italia nuovamente devastata dalla Seconda Guerra Mondiale. Che cosa ci deve far ricordare questa penna? Il sacrificio che hanno fatto i nostri soldati combattendo qua per avere la libertà, diciamo. La pace non torò né oppressi né stranieri. Siamo in chiusura, vi ricordo fra pochissimo ore 13 e poi questa sera 20:10 per parlare di violenza di genere con Federica Della Libera, consigliera di Farmacie Unite. Ci sono alcune iniziative che riguardano proprio Farmacie Unite contro la violenza di genere e l'assessore regionale al sociale Manuela Lanzarin. E poi alle 21:15, lunedì, quindi torna Ring, la politica alle corde, si parlerà di legittima difesa, se ne sta parlando in questi giorni e in questi momenti al governo e la cronaca purtroppo ci parla di rapine sempre più violente in casa e lo faremo con Gian Antonio Darè della Lega, l'onorevole Roger Demenec del Partito Democratico e Patrizia Bisinella di Fare. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Inizio di settimana soleggiato un po' su tutto il territorio delle nostre regioni con poche nubi, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo si presenterà limpido, sgombro da nubi, salvo per qualche isolata e del tutto innocua velatura, specialmente durante le ore pomeridiane. Diamo uno sguardo quindi alle temperature. Le minime saranno comprese tra 13 e 18 gradi, i valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 21 e 27 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Bellissima giornata di sole anche su questa regione, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo per addensamenti e rovesci sul Triestino. Clima gradevole. Andiamo dunque a vedere anche le temperature previste. Le minime saranno comprese tra 13 e 16 gradi. I valori massimi oscilleranno invece tra i 21 e 25 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige,
dove la giornata sarà stabile e ampiamente soleggiata su quasi tutta la regione. Qualche addensamento solo sui confini alpini. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste. Le minime saranno comprese tra 14 e 15 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra i 23 e 24 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.